Dalla forza e dall'energia del legno nasce l'esperienza del gruppo Florian, che festeggia quest'anno il 40° anniversario, traguardo importante per l'azienda di Riese Piodecimo, punta di diamante dell'economia trevigiana, una delle principali realtà del mercato del legno in Italia. Il gruppo esporta in oltre 50 paesi, con sedi in Italia, Croazia, Ungheria, acquista materie prime da tutto il mondo, dal Sud America alla Russia. Una realtà consolidata che parte dalla passione di Federico Florian, trasmessa con generosità ai figli, una grande capacità imprenditoriale. Quest'anno è un anno molto particolare, in quanto festeggiamo il 40° di questa azienda, un'azienda leader del settore latifoglie, un'azienda che si è cresciuta da niente e oggi è diventata leader, possiamo dire, europeo del settore legno latifoglie. Una visita alla bella sede di Riese Piodecimo, segheria, essiccazione, produzione, magazzino, uffici e logistica. È la prima azienda in assoluto che ha saputo classificare e dare delle caratteristiche ben chiare, delle classifiche significative e importanti per la distribuzione capillare del prodotto. 2.500 clienti in 30 paesi del mondo, 7.000 camion movimentati. Questa è la realtà del gruppo. Florian Group rappresenta una realtà nell'ambito europeo e mondiale, un primato in assoluto, uno dei migliori nel nostro settore. La Florian Group è riuscita ad arrivare alla materia prima e alla distribuzione capillare del prodotto, e questo è stato uno dei maggiori successi di questo gruppo. Quanti dipendenti? I dipendenti del gruppo oggi conta 420 dipendenti, di cui un centinaio in Italia, 110, e la stramaggioranza che è in Croazia. Fatturato? Il fatturato si aggira attorno ai 100 milioni di euro, previsione per il prossimo anno con un incremento del 6-7%. Fare impresa oggi in Italia è veramente molto difficile. Oggi dobbiamo trovare delle sinergie importantissime, perché le associazioni, il governo e i vari enti non ci danno certo una mano. Con sapiente strategia Florian Group affronta i mercati e lo fa con il totale rispetto per l'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la qualità dei prodotti.